Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera, ben trovati a un'altra puntata di Economai, il focus sulla nostra economia, lavoro al blocco di ripartenza, questo è il titolo della trasmissione di questa sera, perché naturalmente parliamo del mondo del lavoro, dell'occupazione. Sappiamo che dal 1° luglio le aziende, le grandi aziende, quelle che non faranno ricorso alla cassa scontata, potranno licenziare, poi più avanti lo potranno fare anche le piccole aziende. Diciamo, c'è preoccupazione per questo da parte sia degli imprenditori sia da parte dei lavoratori, dei sindacati. C'è anche però un po' di ottimismo, perché questa è anche la settimana della zona bianca per il Friuli Venezia Giulia, che ha visto una ripartenza, una riapertura pressoché totale di tutte le attività. E allora dove andrà il nostro mondo del lavoro? Che cosa succederà quest'estate, subito dopo in autunno? Domande alle quali cercheremo di dare una risposta questa sera con alcuni ospiti in studio e alcuni contributi. Allora io vi presento subito gli ospiti di questa sera, dando il benvenuto ad Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia. Grazie Russo. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Ecco, a lei chiederemo poi i numeri, di farci la fotografia di quello che è lo stato dell'occupazione attuale nella nostra regione. Do il benvenuto anche a Emiliano Giareghi, segretario generale della CGIL di Udine, da poco. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. E naturalmente non potevamo non sentire anche la voce delle aziende, di una grande azienda come è la Pittini. Abbiamo qui Filippo Pighin, che è il direttore delle risorse umane proprio del gruppo Pittini. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Ecco, allora con i nostri ospiti cercheremo, come dicevo, di capire dove stiamo andando, che cosa succederà e che cosa succede, che cosa è successo nel mondo dell'occupazione della nostra regione. Allora, Russo, a lei chiedo se ci fa un quadro della situazione attuale con i dati, gli ultimi dati che abbiamo, diciamo, a disposizione, per capire qual è lo stato di salute della nostra occupazione. Sì, intanto partiamo dai dati dell'Istat, quindi quelli ufficiali. Le stime sull'occupazione per il 2020 ci dicono che la nostra regione è addirittura l'unica che ha avuto un leggero incremento per quanto riguarda appunto il numero degli occupati. È un dato comunque da guardare con molta cautela, intanto perché sappiamo che oltre al blocco dei licenziamenti abbiamo avuto un utilizzo massiccio, insomma, degli ammortizzatori sociali, che è riuscito ad attutire chiaramente le conseguenze negative della pandemia. E poi, essendo un'indagine campionaria e quindi avendo un margine di errore anche per una regione piccola che può essere importante, e la stessa Istat ci dice che comunque in alcuni mesi, diciamo, della pandemia ci sono state delle difficoltà anche nel raccogliere i dati, possiamo comunque dire che in un contesto nazionale probabilmente la nostra regione ha tenuto un po' meglio rispetto alle altre regioni. È chiaro che appunto gli effetti veri più negativi, insomma, dell'emergenza sanitaria, che ancora insomma, speriamo di essere nella fase mai di uscita, però ancora completamente non ne siamo usciti, probabilmente li vedremo quando avremo i dati dei prossimi mesi. Che cosa ci ha fatto insomma, mantenere quel piccolissimo segno più? Ma diciamo che una delle possibili spiegazioni è per esempio il fatto che la nostra regione ha ancora un peso maggiore rispetto alla media nazionale dell'industria e delle costruzioni, che in questi ultimi tempi, cioè mentre fino al 2019 diciamo, c'era stata un po' di ripresa dal 2015 al 2019 dell'occupazione, determinata soprattutto dall'andamento del terziario. Sappiamo invece che soprattutto nel 2020 i settori come legati per esempio al turismo, alla ristorazione e altri servizi privati hanno avuto invece uno stop molto forte, appunto causato dalle restrizioni che sono state introdotte. Mentre invece alcuni settori dell'industria, anche l'edilizia, grazie insomma, agli incentivi, ai bonus, pensiamo al 110%, eccetera, che ci sono stati, dopo per esempio l'edilizia, anni molto molto difficili, hanno vissuto comunque una fase insomma, un po' di ripresa, e quindi questo può essere uno dei motivi per cui c'è stata questa maggiore tenuta. Teniamo presente anche che forse la nostra è anche una regione un po' di confine, quindi si sono riusciti ad attutire anche per alcune specializzazioni industriali, diciamo anche l'export è andato un pochino meno peggio rispetto al contesto nazionale. Questa può essere un'altra spiegazione, visto che comunque la nostra economia si basa molto sulle esportazioni.
E se poi andiamo a guardare un po' più nel dettaglio i dati di cui parlavo prima sull'occupazione, per esempio vediamo che ha tenuto più l'occupazione a tempo indeterminato perché appunto, come dicevamo prima, esatto, quello ha contribuito, mentre le fasce più penalizzate sono sicuramente, come succede in molte altre, purtroppo, in molte altre crisi, i giovani e anche le donne che per esempio sono un po' più al margine del mercato del lavoro, quindi più spesso hanno contratti per esempio a tempo determinato che invece quelli potevano non essere rinnovati. Pensiamo poi a tutta la partita degli stagionali e sappiamo che l'anno scorso, soprattutto i primi mesi verso l'estate, le assunzioni degli stagionali per esempio erano quasi praticamente azzerate anche nella nostra regione. Come sono introvabili, no, adesso? Adesso forse cambierà, insomma, magari ne parliamo dopo, ma insomma diciamo che ho sentito anch'io un po' l'umore, il sentore che almeno da parte delle aziende che ci sia questo tipo di difficoltà. Comunque da verificare, poi adesso stiamo entrando nella stagione estiva. Insomma. Allora ci fermiamo intanto qui e poi continueremo a dare altri dati, Giareghi. Ecco, diciamo la situazione attuale vista così non preoccupa, però come abbiamo detto dal 1° luglio e poi anche nel corso dell'anno potrebbe cambiare perché lo sblocco dei licenziamenti naturalmente poi ogni azienda farà le sue considerazioni e adotterà le proprie strategie, però diciamo che da lì in poi qualcosa cambierà. Certamente, diciamo come poc'anzi ci ricordava anche il dottor Russo che insomma i numeri dipende da come li andiamo a guardare. È stato un anno complicato e speriamo di essere finalmente, se non nell'oltre, quasi nell'oltre, insomma di poter voltare pagina rispetto a uno scenario che inedito, mi auguro irripetibile, insomma c'è stata parecchia sofferenza. Come sempre, ovviamente, i numeri, dicevo, dipende da come li si vanno, come andiamo a guardarli, insomma, perché giustamente, insomma, il dottore ci ricorda che a reggere non c'è stata solo la questione che fissava il divieto di licenziamento con la CIGO Covid che è stata largamente utilizzata, insomma, laddove è possibile, ma questo per quei lavoratori, soprattutto nel manifatturiero, che possono vivere grazie a un lavoro a tempo indeterminato. I tempi determinato hanno pagato dazio e quindi sì, condivido il fatto che giovani e donne soprattutto nell'ultimo anno sono stati messi fuori dal mercato del lavoro. Adesso partendo da questi numeri qui, in questi giorni a tener banco la grande discussione rispetto alla mancata proroga del divieto di licenziamento. È stata stabilita, ricordiamo, fino al 28 agosto in una prima bozza nel decreto sostegni bis. E poi è stato riportato tutto all'indietro, per cui è vero che dal 1° luglio le aziende che non utilizzavano più gli ammortizzatori teoricamente potrebbero, però è anche altrettanto vero che quelle aziende non utilizzando più gli ammortizzatori, verrebbe da pensare, insomma, non dovrebbero neanche avere il bisogno di licenziare, a dire il vero, no? Perché vuol dire che il lavoro ce l'hanno. E purtroppo a preoccuparci sono quelle situazioni aziendali nei svariati settori, insomma, presenti nel nostro territorio, che sono entrate nella pandemia con alcune fragilità strutturali, con alcune criticità che erano già in essere e che adesso staremo a vedere, insomma, come... È difficile pensare che chi era in crisi già prima con la pandemia si sia rinforzato, a parte alcuni settori che magari hanno tratto beneficio, perché ce ne sono stati di settori che comunque hanno funzionato. Ma tant'è che la grande discussione, il grande dibattito sulla proroga del divieto di licenziamento non è, almeno da parte nostra, come qualcuno potrebbe sostenere, una presa di posizione ideologica. Semplicemente eravamo a richiedere, siamo ancora a richiedere
visto che non è stato fatto purtroppo, ma poi l'emergenza insomma ci ha portato con il pensiero e ha portato tutti con il pensiero da altre parti, non è stato un arco temporale sfruttato, dicevo, per riformare gli ammortizzatori sociali, no? Per cui rischiamo veramente di ritrovarci nuovi espulsi dal mercato del lavoro, nuovi disoccupati, con tutto quello che ne potrebbe complessivamente conseguire per il consumo interno del paese, soprattutto con i nefasti riflessi poi sull'economia più in generale, no? Quindi sarebbe opportuno tenere le bozze ferme, tutti al loro posto, riformare gli ammortizzatori, magari prevedere anche percorsi di riqualificazione di quei lavoratori proprio per consentire l'intreccio tra domanda e offerta, visto che si ricordava che in alcuni settori non si trovano i lavoratori, poi dipende da cosa viene proposto loro, ma questo è un altro ragionamento. E infatti di questo poi sulla riqualificazione anche dei dipendenti, insomma ne parleremo più avanti. Chiedo a Pighin, che guida diciamo, il personale della Pittini, del gruppo Pittini, 1800 dipendenti in 18 stabilimenti in tutta Italia, anche se naturalmente il grosso è qui in Friuli, insomma intanto che cosa cambierà? Abbiamo sentito Giareghi ha detto insomma dal 1° luglio di fatto chi vorrà licenziare in teoria non adottando più la cassa non avrebbe neanche il bisogno forse di licenziare. Alla Pittini qual è la situazione, come avete affrontato questo periodo e come affronterete il prossimo dal punto di vista delle risorse umane evidentemente? Ma in poche parole abbiamo affrontato questo periodo preparandoci. Ovviamente è una pandemia che doveva e che dovrà prima o dopo togliere la morsa alla società e all'industria in generale. Concordo con quanto diceva Giarecchi, e cioè le aziende che soffrivano di alcune fragilità continueranno inevitabilmente a soffrirne. Dal punto di vista dei licenziamenti o dell'opportunità, della possibilità di licenziamento, per una grande azienda come la Pittini non cambierà molto, perché ci troviamo di fronte a una fase economica che sarà auspicabilmente di rilancio, e anche nel periodo di pandemia abbiamo continuato ad assumere del personale, abbiamo continuato a confermare i tempi determinati e a portare avanti le nostre politiche di crescita e di sviluppo delle risorse umane. Ecco, questo secondo lei quanto può incidere il fatto che la proroga non sia stata poi inserita, cioè quei 2 mesi alla fine quanto contano? Erano così veramente importanti o prima o dopo bisognava arrivarci, quindi che sia il 1° luglio che sia il 1° di settembre? Per le grandi aziende questi 2 mesi contavano veramente poco. Va bene, grazie intanto, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti del tema occupazione, a tra poco. Con Economai, tema della serata il lavoro, l'occupazione, abbiamo parlato appunto dello sblocco dei licenziamenti che dal 1° luglio darà la possibilità alle grandi aziende di licenziare qualora non ricorressero alla cassa scontata. Naturalmente qui è stato fatto un lavoro anche con il governo e Confindustria che un po' ha premuto su questo. Adesso sentiamo le parole della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, proprio sul tema. Sentiamo. Per parlare di sblocco dei licenziamenti è necessario fare un preambolo che evita ogni tipo di strumentalizzazione, ovvero il nostro governo ha il dovere di proteggere chiunque sia in reale stato di necessità, e su questo nessuno ha alcun dubbio, tantomeno le imprese che vedono nel loro capitale umano il vero valore competitivo. Detto questo, cosa si intende per blocco dei licenziamenti, che fra l'altro ricordiamo sono bloccati da febbraio 2020? Si intende il divieto di procedere con licenziamenti sia collettivi che individuali ad oggi fino al 30 giugno per giusta motivazione oggettiva, e poi ci sono questi 2 divieti appena citati estesi fino ad ottobre per le imprese che usufruiscono della CIG in deroga, della CIGOA e dell'assegno FIS.
e quindi è giusto che chi usa la CIG scontata non possa licenziare e su questo sinceramente non abbiamo mai avuto nulla da ridire. In ogni caso ricordiamoci che restano possibili una serie di licenziamenti che sono sempre stati possibili, ovvero il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per superamento del periodo di comporto o durante o alla fine del periodo di prova, per i limiti di età per la fruizione della pensione, e poi è sempre stato permesso il licenziamento del dirigente e così come altre eccezioni. Ma vediamo come si è comportato il resto del mondo a proposito di questo argomento. O meglio, più che il resto del mondo, vediamo l'Europa che sicuramente ci è più affine. In Francia, per esempio, non c'è stato alcun divieto generalizzato, ma solo per le aziende che hanno ricevuto gli ammortizzatori sociali. Quindi queste non possono basare il licenziamento su ragioni economiche legate al Covid, e siamo d'accordo. Non c'è stato nessun divieto neanche in Germania, dove però viene chiesto qualche requisito in più per i licenziamenti per ragioni organizzative sulle riduzioni di orario. Sono consentiti i licenziamenti anche nel Regno Unito, mentre il caso che più si avvicina all'Italia è quello spagnolo. Il blocco c'è, ma solo per i 6 mesi successivi alla fine della fruizione dell'ammortizzatore sociale e comunque solamente per motivi economici strettamente legati al Covid, non per motivi economici generici. L'Italia quindi possiamo dire che è l'unico paese europeo ad aver introdotto un blocco sui licenziamenti economici. E quindi la domanda che ora ci dobbiamo fare è: il blocco dei licenziamenti è davvero utile a sostenere l'occupazione? Allora, è sicuramente una misura che nel breve periodo protegge i lavoratori a tempo indeterminato, però questo lo fa a scapito, a danno dei lavoratori a termine, dei lavoratori autonomi o delle partite IVA e anche dei lavoratori stagionali. E nel complesso possiamo dire che non sembra sia stato in grado di produrre migliori risultati sul fronte dell'occupazione rispetto a ciò che è successo in Europa. Mentre nel medio termine dei risultati ci sono stati. Il blocco ha l'evidente svantaggio di impedire o comunque di ritardare quegli aggiustamenti strutturali che sono necessari per mantenere la competitività delle nostre imprese, specialmente in un contesto di cambiamenti molto rapidi dovuti sia alla pandemia ma anche alle innovazioni tecnologiche. È chiaro che più si mantiene il blocco, tanto più forti saranno gli squilibri accumulati successivamente e dunque gli effetti negativi che si possono avere nel momento in cui si torna ad un funzionamento fisiologico del mercato. Quindi oggi parliamo dell'occupazione che rischiamo di perdere a causa dello sblocco dei licenziamenti e domani invece ci ritroveremo a parlare, a discutere dell'occupazione che si perderà a causa della reiterata mancanza di flessibilità necessaria alle imprese per competere sui mercati. Ecco, queste le parole della Presidente di Confindustria Udine, che pone sul piatto diversi aspetti. Primo, il confronto con gli altri paesi. Insomma, siamo un po' l'unico, insieme alla Spagna per certi versi, che ha attuato questo blocco. E poi anche un ritardare questo rinnovamento, diciamo, ripartenza vera e propria da parte delle aziende. Tanto prima o poi il blocco dovrebbe cadere e cadrà, Giareghi. Ma allora, ho ascoltato attentamente la Presidente. Diciamo che intanto, ce lo dicevano i dati prima, può sembrare strano, ma gli occupati nel 2020, grazie a quel blocco, per fortuna, sono addirittura aumentati. E forse in Italia siamo stati gli unici a chiamarlo blocco, cioè nel senso che mi pare che alcune regole le abbiano poste sia in Spagna che in Francia, ad esempio. Ma così come è altrettanto vero, lo ricordava la Presidente, insomma, in premessa, che nel periodo comunque una serie di licenziamenti erano possibili, quindi io, come dire, comincio a essere meno convinto quando utilizzo il termine blocco. Giustamente questo è vigente fin tanto che
insomma, le aziende utilizzano invece gli ammortizzatori diciamo scontati, no? Perché sarebbe paradossale che certo. uno riceva da una parte ma al contempo non tenga Questo, conto pochi di. dubbi. Ecco allora che onestamente, insomma, ritengo, lo dicevo prima, è vero che poi alla fine arriverà prima o poi, speriamo poi, insomma, il giorno in cui tutto l'accumulato si presenterà nel suo portato complessivo, questo è evidente. Bisognerebbe, noi lo stiamo sostenendo da un po' di tempo, bisognerebbe approfittare del periodo invece proprio per andare a rivedere complessivamente gli ammortizzatori, proprio per evitare che queste persone che già stanno vivendo un disagio, ricordiamocelo che stare in ammortizzatore non è una passeggiata di salute dal punto di vista economico per quelle persone, anzi, e poi si potrebbero pure ritrovare definitivamente disoccupati, ma se noi nel frattempo adoperassimo quanto a disposizione per reimmaginare il tutto, per sostenere la loro ricollocazione, ecco che, come dire, in contemporanea magari potremo andare a risolvere entrambi i problemi, ovvero non far venir meno un minimo di protezione sociale per queste persone, ma al tempo stesso dare risposta a quelle aziende che oggi lamentano il fatto di non trovare la manodopera che stanno ricercando. Ci vuole un doppio canale, insomma, sì, via libera poi ai licenziamenti, però anche a riqualificazione delle persone. Dall'altra parte è evidente che bisognerà mettere mano, questo deve fare il governo, agli ammortizzatori sociali. Pighin, per voi è stato un freno questo prorogarsi, abbiamo sentito da febbraio dell'anno scorso del blocco dei licenziamenti, o quanto vi ha inciso? Cosa sarebbe successo, chiedo voi come esempio, se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti? Beh, se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti non sarebbe successo assolutamente nulla di diverso da quanto è successo in questo periodo. La nostra azienda, ma è un'azienda grande, torno a dire, con delle strategie nel medio-lungo termine, come del resto anche l'industria siderurgica, come peraltro tutte le aziende porta a fare, ha portato avanti una politica comunque di valorizzazione delle risorse umane. Il problema secondo me va spostato non tanto e non solo sugli ammortizzatori sociali e sulla riforma degli ammortizzatori sociali, ma è un problema di una prospettiva molto più ampia, perché noi ci troviamo in un sistema Italia ad avere in sostanza un mismatch evidente fra le risorse che le aziende cercano e le risorse che gli istituti scolastici e in generale il mondo del lavoro offre. Quindi è importante continuare e parlare non tanto di occupazione, ma bisogna parlare di occupabilità nell'ambito del mondo del lavoro. E questo indubbiamente è un ruolo, quello di portare e di dare occupabilità ai propri collaboratori, che spetta comunque a tutte le aziende, perché attraverso formazione, attraverso il perseguimento di una politica delle competenze dei collaboratori in azienda, che porta a dare a loro degli strumenti spendibili in qualsiasi altra realtà. Chi assume delle competenze può lavorare in pittini, ma può lavorare anche in altre aziende, si porta dietro un bagaglio, ed è questo, assieme agli ammortizzatori sociali, che però non sono assolutamente la panacea di tutti i mali, assieme appunto agli ammortizzatori sociali possiamo perseguire una politica che faccia sì che anche il licenziamento, che ha un'accezione negativa, ma la risoluzione del rapporto di lavoro, la cessazione di un rapporto di lavoro possa comunque non essere quel trauma che oggi può rilevarsi, soprattutto per quelle persone che non hanno potuto godere di attività formative o di un percorso professionalizzante di acquisizione delle competenze, come in tanti
in tante grandi aziende e anche un po' in generale nelle aziende che appunto hanno una visione strategica, una persona, un collaboratore riesce ad avere. Certo, questo è il grande paradosso: da una parte persone a casa, dall'altra parte aziende che cercano personale e non lo trovano, e giustamente come dicevate voi, se non c'è una capacità, una spendibilità sul mercato, io posso anche perdere il lavoro da una parte, ma se ho in tasca le misure per trovare lavoro da un'altra parte sicuramente non rimarrò a casa per molto tempo. Russo, c'è un dato, insomma, che ci possa aiutare da questo punto di vista tra quelli che sono a casa e non si riescono a reintrodurre nel mondo del lavoro perché non hanno le armi, come dicevamo, le capacità, e dall'altra parte invece questa richiesta grande di aziende, di figure che non trovano? Allora, diciamo che anch'io sono d'accordo sul fatto che questo periodo dovrebbe servire, ma è una storia vecchia, tra virgolette, a rinnovare un po' le politiche, a riformare le politiche attive del lavoro anche nel nostro paese, forse nella nostra regione, insomma, vanno anche un po' meglio rispetto al contesto nazionale, però sicuramente è un punto molto, molto importante. Adesso tra l'altro si sono aggiunti anche i famosi navigator, e quindi forse mi pare che l'ANPAL e le commissariate sono stati utili? Secondo me non tanto, nel senso che lo strumento reddito di cittadinanza è servito come sostegno al reddito, però la parte di politiche attive del lavoro, quella più difficile probabilmente da mettere in campo, ancora probabilmente, però potrebbe essere il momento giusto, visto che mi pare che la struttura sia anche commissariata in questo momento, quindi c'è un momento forse di rinnovamento, o ci potrebbe essere. Se guardiamo poi i dati sulla disoccupazione, giusto un flash, sì. Anche qui il dato dell'Istat, siamo intorno ai poco più di 30.000 nella nostra regione, tenendo presente che l'Istat considera disoccupati le persone che sono attivamente in cerca di lavoro, quindi non solo quelli che non ce l'hanno, ma anche quelli che affermano di cercarlo, e teniamo presente che in molti periodi della pandemia non c'era proprio la possibilità per molte persone, pensiamo soprattutto alle donne che magari avevano i bambini a casa, non erano a scuola, e sappiamo che poi questi carichi di conciliazione familiare ricadono soprattutto sulle donne. Quindi anche per questo motivo probabilmente il dato sulla disoccupazione non è cresciuto. Sì, vediamo anche nel confronto, come vediamo da questa immagine, da questi dati, insomma. Circa 31.000, 30.700 nelle stime dell'Istat. Anche anni peggiori al di là del Covid. Esatto, negli anni peggiori della crisi avevamo superato i 40.000 disoccupati nella nostra regione. Se posso fare un'ultima puntualizzazione breve sulle cessazioni, quindi anche sul blocco dei licenziamenti. Se guardiamo le cessazioni di natura economica, quindi quelle più interessate, insomma, e guardiamo anche i dati della nostra regione, ma anche a livello nazionale la situazione è simile, comunque ce ne sono state, non è che sono state congelate completamente, si sono più o meno dimezzate, anche nella nostra regione, da circa 10.000 dell'anno prima a più o meno 5.000, quindi comunque oltre al fatto che, questo si assomma poi al fatto che appunto non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato, e lì insomma probabilmente c'è la sofferenza maggiore, certo. E il lavoro stagionale non attivato o attivato in misura molto, molto inferiore rispetto al passato. Insomma. Purtroppo. Grazie perché questi dati ci aiutano insomma a comprendere meglio la situazione. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Ancora insieme con Economai stiamo affrontando il tema del mondo del lavoro, che alla fine significa occupazione. Ci sono anche dei dati recenti usciti proprio a inizio giugno da parte dell'Istat, li possiamo vedere anche in questa slide. Appunto, ad aprile prosegue la crescita dell'occupazione già registrata nei 2 mesi precedenti, portando un incremento di oltre 120.000 occupati rispetto a gennaio 2021. L'aumento coinvolge entrambe le componenti di genere e si concentra tra i dipendenti a termine. Ciò nonostante, però, rispetto al febbraio del 2020, mese precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono oltre 800.000 in meno e il tasso di occupazione è il più basso di quasi 2 punti percentuali. Insomma, diciamo che la fotografia è in chiaroscuro, Giareghi, però ci sono dei segnali, soprattutto per il nostro territorio, che dicono, tutto sommato al blocco di ripartenza un po' pronti lo siamo, anche se con tutte le postille che ci possiamo mettere intorno. Noi chiaramente ce lo auguriamo questo. Ieri sera mi è capitato insomma di vedere i dati diffusi da Banca Italia, vanno a prevedere in aggiunta a questi 800.000 occupati in meno ulteriori quasi 600.000 posti di lavoro a rischio.
si tratta di capire dove andranno a ricadere, insomma, quota a parte, quanto ci arriverà addosso da questa ulteriore sciagura dal punto di vista sociale, no? Perché poi è evidente che in un paese come il nostro, almeno fino a prova contraria, credo sia la possibilità di guadagnarsi da vivere lavorando che consente di essere effettivamente un cittadino, no? Le persone richiedono questo, non richiedono assistenza, richiedono la possibilità di lavorare. Quali sono secondo lei i settori che rischiano di essere più colpiti? Una parte del manifatturiero senz'altro, insomma, quello, come si diceva prima, meno strutturato o con già delle criticità di suo azienda per azienda, no? In modo abbastanza eterogeneo. Abbiamo alcuni settori che in questo momento, un po' per stagionalità e un po' per andamento e rimbalzo nella ripartenza, stanno registrando volumi in entrata dal punto di vista degli ordini, almeno questo, insomma, negli incontri con le varie aziende emerge, e quindi diciamo che per un settore come quello metalmeccanico piuttosto che del legno, che storicamente sono fortemente insediati in questa provincia, in questo momento le cose proprio male non vanno, no? Eccezione fatta per aziende che avevano già delle criticità. Certo. Analogamente quella parte del terziario legata al turismo balneare, lo diceva lei prima, siamo in zona bianca, insomma, ha difficoltà addirittura a trovare i lavoratori, certo. però detto questo, siccome siamo nel prevedibile, purtroppo c'è secondo me ancora grande incertezza su quello che accadrà in autunno complessivamente in maniera trasversale, perché uscirà di scena il divieto di licenziamento appunto per le aziende che ancora utilizzano gli ammortizzatori, la bella stagione sarà finita e comincerà lì avremo purtroppo il vero banco di prova. a piovere sul bagnato. Questo è quello che ci preoccupa. Quantificarlo oggi è complicato, ci sono alcune stime che riversano anche sulla provincia di Udine, insomma, migliaia di nuovi disoccupati. Chiaramente ci auguriamo di essere smentiti dai fatti, se poi le cose andranno bene saremo contenti tutti quanti, però dormire sugli allori sarebbe un errore tragico. Pighin, come la Pittini guarda i prossimi mesi? Sicuramente abbiamo detto c'è un po' di preoccupazione, però se torniamo indietro a marzo del 2020, diciamo che superate quei momenti lì, dico anche nella gestione del personale, questa dovrebbe essere tra virgolette una passeggiata, ecco. Però insomma come si guarda i prossimi mesi? Con che spirito? Con uno spirito di assoluta positività, nel senso che le aziende sono fatte per andare avanti, infatti anche a marzo del 2020 non ci siamo fermati e subito, come tanti altri, abbiamo messo in campo tutte le azioni per consentire di mantenere attivi i nostri stabilimenti. Abbiamo preparato nei mesi della pandemia, nei mesi in cui negli uffici erano di fatto vuoti, abbiamo preparato comunque la ripartenza e non abbiamo fatto molto di diverso da quello che portiamo avanti da sempre, quindi abbiamo deciso di mantenere i progetti rivolti ai giovani. Noi abbiamo dei progetti che si rivolgono ai diplomati, dei progetti di inserimento e formazione in azienda che si rivolgono anche ai neolaureati delle varie facoltà di ingegneria, e abbiamo voluto dare veramente uno sguardo di fiducia per il futuro. Russo, sicuramente il grande mondo delle partite IVA ne ha risentito più di altri. Com'è la situazione? Com'è stata? Com'è attualmente? E come sarà? Sì, diciamo che il 2020, come il dato delle aperture delle partite IVA, è stato il più basso degli ultimi 10 anni, quindi già questo si commenta da sé. Chiaramente in alcuni mesi poi i dati delle aperture erano praticamente azzerati, e in particolare alcuni settori, ma insomma posso citare di nuovo la ristorazione, quindi legata al turismo,
dove che di solito è molto vivace, insomma c'è aperture e anche chiusure, insomma, piuttosto frequenti, 700, anche 800 aperture all'anno. Nel 2020 sono state sulle 500, adesso vado a memoria, quindi non dimezzate, ma insomma quasi. Quindi fondamentalmente questo insomma, ci fa capire anche che dal punto di vista. E teniamo presente che il lavoro autonomo, perché prima abbiamo parlato principalmente del lavoro dipendente, però anche il lavoro autonomo diciamo non è solo dal 2020, ma è una tendenza ormai quasi decennale che è in forte diminuzione per vari motivi. Diciamo che l'Istat in questa categoria, visto che poi ci basiamo anche un po' sui loro dati, mette dentro imprenditori, liberi professionisti, appunto i lavoratori autonomi, quindi commercianti, artigiani, agricoltori, e che hanno avuto un calo molto importante sia a livello nazionale sia a livello regionale, sia perché per esempio alcuni settori come non so, il commercio, la tradizionale formula dell'impresa familiare, anche in declino, insomma. Lo stesso l'agricoltura è un settore un po' particolare dove i conduttori di azienda sono anche molto anziani, quindi c'è un po' di ricambio generazionale, ma non tantissimo, quindi questi numeri si spiegano in parte anche con queste dinamiche. Però se pensiamo un po' anche alla nostra regione, un po' al nord Italia, la propensione a fare impresa è molto diminuita, insomma. E qui si innesta anche un po' un tema trasversale, un po' alla crisi recente, che è quello demografico, che manca un po' anche il ricambio proprio demografico, e questo avrà un impatto importante, soprattutto nella nostra regione, perché noi la Liguria siamo le più vecchie in Italia, ma piano piano ci sta seguendo un po' anche il resto dell'Italia. Soprattutto per i lavoratori autonomi, magari gli artigiani, eccetera, che non riescono poi anche a tramandare la loro professione, e quindi alcuni settori, alcune nicchie rischiano anche di scomparire. E poi, insomma, se pensiamo un po' anche all'industria e un po' a tutto il mercato del lavoro, si parla tanto di innovazione, anche se parlava un po' fino a un paio d'anni fa di industria 4.0, eccetera. Forse le generazioni più giovani sono anche quelle più predisposte a essere veicolo di innovazione, a recepire l'innovazione, quindi da questo punto di vista, poi non pensiamo anche al discorso previdenziale, pensioni, eccetera. Questo invecchiamento importante. E poi l'altro tema è che appunto questo ricambio manca anche perché poi la spinta, i flussi migratori non riescono più a compensare, nonostante quello che possiamo pensare, non compensano più questo squilibrio demografico. Quindi questo è un tema comunque che va al di là, insomma, un po' dell'emergenza attuale, ma che secondo me... Con il quale però ci dovremo confrontare sicuramente nel prossimo... quello sì, sicuramente medio periodo, diciamo. Sarà sempre più di... È quasi adesso una bomba pensiamo all'emergenza, però poi... ad orologeria, diciamo, da molti punti di vista, economico, sociale, e quindi sicuramente diciamo che questo è uno dei temi, secondo me, legati poi che si lega appunto all'economia e al mercato del lavoro. Ecco, prego. Scusi, no, volevo dire sul fatto del blocco dei licenziamenti, un mese più, un mese e mezzo, si è discusso molto, Giareghi, però c'è tutto questo mondo delle partite IVA, i lavoratori a tempo determinato, eccetera, che hanno poche tutele di fatto e sono stati i primi a pagarne le conseguenze. Certamente, anche perché normalmente, insomma, dipende poi dal tipo di attività, evidentemente. Però una partita IVA non può avere alle spalle una struttura consolidata nei decenni pari, finanziaria evidentemente, pari a quella di un'industria come la Pittini piuttosto che la Fantoni, no? Prima che le perdite diventino voragine è evidente quello che è successo, che poi emerge dai dati. Uno chiude la partita IVA il prima possibile perché si sta indebitando oltre misura e cerca di ricollocarsi magari anche come dipendente, perché poi questo è abbastanza tipico, cioè ci sono dipendenti che si mettono in proprio. Quelle figure che magari non si trovano nel mercato, può darsi che si recuperino da questo? Sì, in parte sì, spesso succede questo, no? Non dimentichiamoci però, guardando alla prospettiva, che questo è il periodo in cui si fa anche un gran ragionare, dopodiché si tratterà di mettere a terra le idee che ci sono, guardando al futuro, su come utilizzare parte di quelle risorse in arrivo dall'Europa che giungeranno anche in Friuli Venezia Giulia e arriveranno forse anche su quella che era la provincia di Udine, no? È un'opportunità di non poco conto che non ha precedenti e che potrebbe
tenendo conto anche come dire, degli andamenti demografici che ricordava poc'anzi Russo, rilanciare l'attrattività complessiva del nostro territorio, perché poi si sa, insomma, una delle dinamiche che porta le persone ad arrivare in un luogo forse è quella dell'opportunità di guadagnarsi da vivere, insomma. Se il lavoro non c'è, le persone non arrivano, no? Quindi ragionare su come rilanciare il motore chiamato Friuli è cosa giusta e buona, soprattutto in questo momento, perché poi non ci ricapiterà. È di sicuro, insomma, se pensiamo magari a tanti cantieri, infrastrutture e lavori che si possono avviare, significa dare da lavorare veramente a tante persone. Ci fermiamo per l'ultima pubblicità di questa sera e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti di lavoro e occupazione tra poco. Ultima parte di Economai, parliamo del mondo del lavoro. Abbiamo sentito prima l'intervento della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Adesso sentiamo un'altra parte del suo intervento, appunto quello in cui spiega come le aziende devono anche provare a riqualificarsi e a dare anche opportunità ai propri dipendenti. Sentiamo. Com'è possibile pensare di mantenere una situazione ingessata per 1 anno e mezzo, quasi oltre, in un mondo che corre ad una velocità che già abbiamo difficoltà a misurare, che muta di anno in anno, che evolve e che si trasforma? È evidente che vadano tutelate le persone, ma non con il blocco dei licenziamenti, ma formandole perché abbiano la possibilità di riconvertire la loro professionalità per fare in modo, per metterle nelle condizioni di essere attrattive per il mercato del lavoro. E questo ho già avuto modo di ribadirlo in altre sedi, perché interventi generalizzati sono deleteri, perché tengono in vita quelle che il nostro primo ministro ha definito le imprese zombie e bloccano le imprese solide. Siamo tutti consapevoli che in un certo momento è stato necessario affrontare l'emergenza, ma nel lungo periodo la soluzione non è pretendere di mantenere tutto com'era fino a quando non tornerà ad essere tale, perché ahimè è molto probabile che non si tornerà mai più ad essere come eravamo e probabilmente è meglio così. Il governo quindi deve garantire il diritto di fare impresa, permettendo alle imprese sane di essere competitive, perché se le imprese domani non dovessero esistere più, il problema dello sblocco dei licenziamenti ci sembrerà aria fresca rispetto a ciò che potrebbe accadere, perché, ripeto, i veri imprenditori sono molto consapevoli che senza i propri collaboratori non sarebbero niente e faranno quindi di tutto per proteggerli, come fra l'altro hanno fatto fino ad oggi. In questo momento è importante distinguere le situazioni e iniziare a pensare a degli ammortizzatori sì universali, ma con prestazioni, contribuzioni e finanziamenti che siano diversificati in base ai settori della nostra economia. Bisogna anche, non da ultimo, evitare di confondere le politiche per il lavoro dalle politiche di contrasto alla povertà. Questa è una problematica nella quale ricadiamo un po' troppo spesso come Paese. Quindi, per concludere, la ripresa è in atto, il PNRR ci sta per venire in aiuto, la fiducia aumenta, il governo sta facendo il suo lavoro, sta lavorando, facciamo in modo di non restare indietro anche questa volta, perché l'occasione è irripetibile e quindi non può essere sprecata. Ecco, queste le parole della Presidente di Confindustria Udine. Come si diceva, ha concluso proprio anche lei sottolineando il PNRR, che è questo strumento che ci dovrebbe dare, insomma, tanto lavoro. Pighin, per quanto riguarda quello che ha detto, la competitività delle imprese passa anche da questa non ingessatura e anche dalla formazione dei propri dipendenti. Ecco, voi come siete strutturati? Ma noi facciamo un'attività intensa di formazione, abbiamo l'Officina Pittini per la formazione, che è la Corporate Academy del gruppo Pittini. Per poter uscire da questa pandemia e approfittare dell'occasione che alle aziende, ai lavoratori e in generale
al territorio verrà offerta nei prossimi periodi, secondo me è fondamentale perseguire il primo pilastro, che è quello indubbiamente dell'occupabilità dei lavoratori, ma dell'occupabilità anche di chi il posto di lavoro l'ha perso o sta per perderlo. C'è poi un tema di cui si discute ancora troppo poco, che visto anche l'accenno al calo demografico che prima veniva fatto, è quello dei lavoratori, li chiamiamo anziani, dei lavoratori che hanno un'esperienza in azienda importante, e anche per essi è necessario pensare a politiche di riqualificazione e politiche anche che li mettano al centro, perché sono in grado di poter esprimere un'esperienza, un contenuto di professionalità importante anche da trasmettere ai giovani, e essi stessi possono evolvere verso quelle nuove tecnologie di cui si diceva. Da voi com'è l'età media, diciamo, se così lo possiamo fotografare, anche se essendo in tanti, poi insomma, però per capire. L'età media nel gruppo Pittini è di 42 anni. Siamo un'azienda che tende a consolidare i rapporti di lavoro, per cui non è difficile trovarvi persone che vi lavorano da 20-25 anni. E quindi per noi è un valore fondamentale, un patrimonio, quello dell'esperienza dei nostri collaboratori. Ecco, questo credo che valga insomma, per tutte le aziende, lo diceva anche Anna Mareschi Danieli prima, insomma, ogni imprenditore ha a cuore naturalmente i propri dipendenti, perché poi sono il fulcro dell'azienda. Giareghi, su questo insomma, un confronto, naturalmente sindacati, imprese, c'è sempre, ci sarà sempre, bisogna riuscire a trovare quello che è il compromesso migliore per uscire da questa situazione. Ma guardi, sul fatto che i lavoratori siano il fulcro, la colonna, il motore, le ali di un'azienda, sfondiamo porte aperte, nel senso che l'abbiamo sempre pensato, siamo noi, figuriamoci, no? L'importante è non dimenticarsi delle affermazioni, insomma, poi bisogna essere coerenti. Allora, è evidente che le aziende che investono sui propri dipendenti, qualificandoli, dando loro un buon livello di professionalità, insomma, se li tengono ben stretti, no? Perché sarebbe uno spreco inaudito anche dal punto di vista imprenditoriale, insomma, perdere, no? Spesso poi quello è il sentimento, quando qualcuno magari presenta le dimissioni perché per motivi personali cambia azienda. Credo che per un'azienda seria sia sempre un peccato perdere un lavoratore dopo la formazione che ha ricevuto e dopo tutto il percorso che ha fatto dentro a quell'azienda. Io però vorrei sgombrare il campo, perché altrimenti qui rischiamo di capirci male, su questa questione del aiuti generalizzati a pioggia. Cioè, anche qui, capiamoci, no? Noi lo sosteniamo da sempre, soprattutto quando poi gli aiuti arrivano alle aziende, no? Magari tutti gli imprenditori avessero ragionato sempre così, perché spesso in questo paese purtroppo sono state riversate ingenti risorse proprio a pioggia, e ci sono gli imprenditori che le hanno utilizzate al meglio, investendo nelle aziende, generando posti di lavoro stabili, veri, che tuttora esistono, e ci sono, come dire, persone che hanno semplicemente incassato le risorse e poi vai a sapere che fine hanno fatto, perché no? Serve progettualità, sapendo che i settori non sono tutti uguali, che i progetti non sono tutti uguali, che quelli seri vanno sostenuti in partenza e vanno anche verificati in itinere. È giusto sia così, perché i soldi, se sono pubblici, sono di tutti noi, e a tutti noi interessa che vengano utilizzati al meglio e soprattutto per gli scopi che hanno generato il loro stanziamento. Ecco, Russo, c'è un messaggio che possiamo dare ai giovani che magari in questo momento guardano, insomma, stanno entrando nel mondo del lavoro, magari con delle esperienze professionali, se le hanno fatte tramite l'università o tramite istituti professionali, e che si accingono a entrare nel mondo del lavoro in questo momento. Ecco, a loro che cosa possiamo dire? Insomma, i dati ci danno una mano su questo? È un compito un po' arduo. Comunque diciamo che insomma, per
concludere anche con un po' di ottimismo. Sì. Diciamo che se abbiamo visto l'anno scorso, appena un po' l'emergenza era sotto controllo, diciamo che anche nella dinamica complessivamente non positiva, soprattutto poi abbiamo visto a livello nazionale, mi pare 500.000 meno di occupati in Italia, da noi è andata un po' meglio, quindi già il fatto che comunque nella nostra regione le cose vadano meglio e siano andate meglio ci predispone meglio anche per quanto riguarda il futuro. E secondo me, se ad ottobre, come si diceva, quindi in autunno, l'emergenza sanitaria riusciremo a tenerla sotto controllo, probabilmente sia proprio in maniera così fisiologica, sia perché alcuni settori, diciamo che anche di specializzazione della nostra economia, penso anche tutta la filiera legata alla casa, no? Quest'anno abbiamo vissuto molto a casa, molti si sono resi conto che forse era il caso anche di investire un po' nella propria casa, e quindi probabilmente anche alcuni acquisti di beni durevoli, anche rimandati magari in passato. Le piscine da giardino, per fare un esempio, insomma, Prego? Le piscine da giardino. Sì, quelle hanno avuto un'ottima, ma anche chi non ha il giardino, magari, certo, non so, mobili o anche elettrodomestici, visto che poi ci sono anche degli incentivi, tra l'altro, anche legati a ristrutturazione, eccetera. Quindi diciamo che anche un po' per la nostra specializzazione produttiva, diciamo, siamo ancora una regione che ha delle carte da offrire anche ai giovani, che comunque, abbiamo detto prima, sono un segmento sempre insomma, molto fragile, diciamo, nel mercato del lavoro e in particolare in quest'ultimo anno, però insomma, ci sono anche degli elementi per il futuro. E poi, visto che insomma, anch'io lavoro in un istituto che si occupa anche di formazione, sì, anche secondo me insomma, la riforma, appunto, come dicevo prima, delle politiche attive, quindi l'importanza della formazione, che poi sappiamo che ormai è lungo tutto l'arco della vita lavorativa, quindi in realtà non riguarda solo i giovani, magari di più i giovani, ma si diceva prima anche le fasce insomma, più avanzate, tra virgolette, con l'età. Insomma, qualcuno parla di diritto insomma, alla formazione permanente, parla CGIL, insomma, su questo tema anche si spende molto, e sono d'accordo che insomma, è una delle chiavi per poi avere la capacità anche nelle situazioni più difficili di riuscire a trovare un'occupazione o mantenere insomma, la propria occupazione. Quindi diciamo, alcuni elementi positivi secondo me ci sono anche nel nostro contesto regionale. Siamo quasi in chiusura, chiedo anche agli altri due ospiti di chiudere con un messaggio insomma, positivo di ottimismo per il periodo che ci aspetta. Giareghi. Ma con molta cautela, insomma, è chiaro che preferiamo anche noi non lasciarci andare alla depressione da sciagura. Confidiamo nella ricchezza del nostro territorio, del Friuli, nella capacità dei lavoratori e degli imprenditori di tirarsi fuori anche dalle situazioni più difficili. Del resto lo stiamo facendo, è stato un anno difficile, ma che grazie alla convergenza, al contributo di tutti, quindi organizzazioni datoriali, noi insieme con i lavoratori e gli imprenditori, abbiamo sempre individuato e cercato trovato, anche per fortuna, le soluzioni per saltarne fuori. Secondo me ne saremo ancora capaci. Poi non sarà facile, non sarà una discesa, un percorso complicato, però voglio confidare anch'io nel fatto che anche questa volta ce la faremo. Pighin, anche il suo messaggio insomma così ottimistico. Friuli ce l'ha fatta in situazioni altrettanto e ben più peggiori come quella del terremoto, per cui bisogna avere massima fiducia nel futuro e continuare con la tenacia che ci contraddistingue. E allora in bocca al lupo, buon lavoro anche a tutti voi, grazie a Filippo Pighin, a Emiliano Giareghi e Alessandro Russo per essere stati con noi questa sera, grazie anche a Fabio Di Bernardo e Gian Domenico Ricci in regia. Finisce qui questa puntata di Economai, l'appuntamento è a giovedì prossimo, buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.